la poeticità è in ogni riga di scena. Le emozioni, quelle vere, sono sempre lì e quando si manifestano saranno sorprendenti. Quartiere del Carmine di Napoli. Benvenuti a Casa Spruoccolo. Guardo mare, guarda e fronde, si te parla non risponde, stai distratta come che io te tengo dinto cuore, sono sempre innamorata, ma tu invece pienza annato e te stai scordando me. Novità? L'ha visto di ste passate? Angelia, sole, se volevi passare non correva al tuo dici. So che posta stamattina con donovi. Ma allora che mi righi, ma righi, sei scordate di Luca di più. Si scordate? Ma tre il pianoforte. Ma come poi non mi si scorda una bella pezza e femmina come te? Maria, sono 3 giorni, non si fa vedere 3. Ma tu vedi tutto lì. Bella mia e pienza, non lo so bene. Maria, quella c'ho. O tempo passa. Più bene, non lo può passare pure io. Ma siamo un incidente. Ti sei fatto male. Sei venuto all'ospedale. Angeli, e si ci hanno fatto un attentato. Maria, è possibile che avete tutto unito. Tu tieni proprio all'ultimo quando è casa. Dici come dicere? Angeli, inizia a andare. Da quando arrivano, scendono un po'. Ma è che ti metti a paura? La famiglia sono gente troppo importante. Io proprio l'altra sera mi ho già visto in un cinematografo. Maria! Lo sapeva. Ecco la mia sorella di Stato Maggiore che mi ha perduto. Ma tu che stai, ne? Mai che perdessi una volta cucciare la mano. Sfugliatella, suppurella. Benvenuti all'antica pasticceria napoletana. Cosa le possiamo servire, gentil donna, per addolcirle il cuore? E patane, ti scordate che siamo un patane. E perché? Che sto facendo? Non mi viro. Che posso fare con un cucchiaio a mano e un cestino di patane? E vestiti al bambulello? Angeli, che le sai che succede? Che viene il nostro fratello. Non trovo pronto e sai che fa? Soppiglio con me, soppiglio. Ma venga presto. Ma che stiamo dicendo? Ma che è successo? Papà, ma non siete fatto male? No! Secondo me avrà rotto qualche cosa. Ma che lagartino! Ma che c'è sta Maria? Buongiorno, Cicci. Buongiorno Maria. Scusami tanto, volevo dire una cosa a mia figlia. Preciso, papà, che è successo? Cori papà tu. Luce della mia vita. Ma per mangiare non ci sta niente stamattina. E tu devi fare credenza. E fino a mo' faccio fare. Io ci scavando tutto ma. Di combustibile di. Combustibile. Combustibile. Ah, combustibile o combustibile? Cioè, oggi faccio il sogno grande che la panza tiene più quando quanto tempo fa. Io ci ho avuto una casa sotto in coppia, capito? Sai che è uscito solo? Solo una caparata. Tu sai papà, mi siamo di non farci male. A me mi fa tutte cose stupide, tutto anche per male. Papà, che faccia ricci? Ma vai mamma, può essere che mi porto qualche cosa? Mamma, aspetta tutta la mano. Aspetta. Ma c'è rimasta una bomboniera con certi confettati. Ma come? Sanno mangiare un fietto con tutta la bomboniera, sanno mangiare. I soldi che non mangio, ma ne fanno, come mangiamo? Dal 10 giugno che non mangio. Ma senti, magari oggi ne abbiamo 15 qua. No papà, sai che è? Che prima stai un po' nervoso, no? Ha già voluto a tirare i fogli. E se ne sono venuti 2 o 3 appresse. Ma non ci la coppa e dici Verito. Ma tu sei pazzo. Sapete che per me scadenze sono così importanti. E scadenze. Le date, quella mia figlia mi capisce bene.
può essere un uomo qualche ricorrenza importante, tu che fai? Mi fai scudere andare a lavorare a me. Parati una capo, parati. Ecco qua. Mi si numero apposta. 12 giugno. Santo Cane. Santo Cane, e chi sono figli? Oggi ci come santo è la prima volta che sento il numero, Appunto, il mio santo mi preferito, sai perché? Perché non ci sta nessuno che si chiama così. È un bel santo economico. Ah, ma non sei ricordato? Oh, ci sta qualcuno che si chiama Canna. No, stai facendo essa. Ah. Stiamo parlando di un film che ci avevamo visto. Ma no, Angelina, e che canto che mi sono fatto. Is ero figlia di Conte e essa era figlia di guardacaccio, ma si volevano un gran bene. Che bella cosa mettevo piatto a tavola tutti i giorni. Oh, Patrizia, pigliavo prima essa e poi se le facevi un ragionamento, tu riscavi per forza. E allora io ti caccerò dal castello. E fin quando non avrai più un tuozzolo di pane da mettere sotto i denti, ti imparerai che la fame è la più terribile delle sventure. Avevi ragione, Cristiano, avevi ragione. Disse però ero toast. Ma che lo senza mangiare s'ammosci. Signor papà, voi che decide? Così, così, così. E allora io vi dimostrerò che il mangiare e la fame non contano a niente. Chi sta risceva? Signor papà, la fame non è niente. La fame non esiste. E fallo ricca, ci faccio conoscere. E se dimmi pochi, Anzi, sapete che mi dico? Io anche se mi resterò dentro al castello, non toccherò più uno schizzo di cibo, finché non vedrò Isabella mia. Secondo me faceva vedere. Un ciccino. Non di chi qualche cosa di nascosto, sono mangiato. Niente, un giorno, un altro giorno, vado tu, stai tutto a stangolo. Tutto che non mangiavo. Con tutto che non mangiavo. Se non che un vecchio servo fedele sapeva la pizzerilla, no? Ogni tanto a un mamma lo portava qualche cosa. Easy. Chi non so scemo se manteneva tu. Perché mangiava altra di bene, mangiava. Disse niente. Pulastil, tartuffolo, lo portava certi coppa, la gente comprò le purpe. A me mi bastava solo un brore. Ma disse niente. Allora una notte lo servo fedele che fa? Piglia essa, attraverso un antico passaggio segreto, che nessuno sapeva, la introduce di notte tempo vicino a essa. Figuratevi, sta appena vedere! Sa mangiare! Sa mangiare il bacio! Oh, senza manco un morso! Non ci ci... No, volevo dire scusa, almeno devo scappare un morso senza potere! Basta, una portata lunga, alla fine chi vinceva? Chi poteva vincere? Ah, fame! E sei! Don Cicci, queste sono vicende vissute! Mari, ma tu sai che tiene in capo, no? E patà! Dai, tesoro, dai! Ma tu lo sai che sta per venire nostro fratello? E il nostro fratello quando torna e non trova prova, si nervosisce. E che lui quando si nervosisce, che fa? Non mangi più. Se avesse asciugogno, no, non venga a prendere sempre un No, caricato. perché Andrea? Come dici? Già, un tempo ci sta. Chissà nel frattempo se mi facessi quella bella caparaglianza. Poi mi è venuto a mente, Angeli, ma per caso ti trovassi una caparaglia? Per Oh piacere. no, dai, Aspetta un po', chiamo telefono per un attimo a breve. Va benissimo. ma voi oggi mangiate patate, Oggi sì. Chi il nostro fratello ci papà? Sì. Pasta e patane, gatto, crocche, Com'è? mamma mia. Mamma mia. Guai se ne la trova a tavola, oggi sì. È chiamata nel biscè. Quella è la patata è pura. Quella è la patata è rimborsante. È salutare. Guardate com'è bella la patata. Si sente tutta la pianura patata, si sente. E poi pure una che sta fatta un coppo a fuoco, con un pizzo che sale, com'è bella la patata. Quella sulla rossi la prima fa, Cicci, oggi fatta la faccia del patano. Ma dove l'ha già trovato? Grazie, Angeli, grazie. State buona, Andy! Vai a cucinare! Mangiate con me! No, come mai? Mangiati se può, mamma la ritta, mangiate con me. Ma così va. Ah, che pisa! Stavo spezzando il braccio. Ma tu porto
E che porta si fa? Ah, ce la fai spesso, no? Ma non ti fatta speso, mamma mia che bello! State fermo, non tocca niente, che mi pagare tutto cosa. Ma voglio solamente Sta vedere... già rinta statta ferma, capisci? Ma buono, se no ti spezzi l'appetito e poi non mangi più a tavola. Chi dell'appetito che sta spezzando a me? C'è avuto a pigliare, pochi capretti. Ma c'è avuto a piccicare come macella. Perché? Uè. Non lo volevo. Non mi volevo io non mi tagliare. Se mi si vede il recchio, ma hanno durato forza un capretto, sa. Io mo come ne faccio? Che c'ho da capretto? Ma mica così, Ma che stai dicendo? Noi ci stupamo, ci mangiamo pure rimane. E tu non mangiavi proprio il giorno prima? Io mi mangio pure la roba alla pascata, che c'è? Attene, buffo! Tu mi fai la vecchia roba, mi fai no, Gigi, questo non sta bene, Mi può signor si picchi gol, no. Ma che state dicendo? Che lo signore a mia mamma mi sa da quando sono nato? Anna Kunze, e come facete sto capretto? Datemi sta ricetta, facetemi sparire. E come la già fa? Come le piace a Is, che patanella! No, prendi che la patanella è saporita! E come fa? Quando sua eccellenza il maccarone è povero più! No, c'è che dice maccherone che si fanno più a prima! Poi ha già pigliato certa mozzarella, insalata, frutta abbondante e si tengono pochi tempo. Faccio pure una pizzella fritta. Che dice Cicci? E non lo so, ci c'è. Ma tutta questa roba mi avesse famato. Hai ragione. E pizzella fritta dovessero rimanere a stomach. Posso dire che non ma rimane a me dopo sto. O mangia stai, può far morire Cicci. Ma è meglio a murisazzi che a tappare uno, non c'è. Sono callata, faccio fritta, sono callata. Poverito, che sta a fare, poverito? Spuzzo le prime a tavola e poi non mi mangia. Ti parla? Sì. Dopo mangiare non ci faccio sparagne, Amore qui, qualche debito a fine mese me lo faccio. Però quando c'è sotto a matta, sciacqua rosa e bivagnese. Il sciacco sull'aro. La chiesa se ne prega bene. Anne, ti fatti, mangia su. Chi non fatica, mangia e beva. Che non vado a fare cose. Ma poi una concetta, non me ne vado, Angelina. Grazie a te per là, ti proprio circo tu a me, va bene? Me ne vado. Fate un po'. Muoviti, sussuta. Muoviti. Con permesso, il generale mi ha comandato, vado a fare corvée. Che ben fa? Vagabondo e padano. Vai, finalmente. Mozzarella mia! Mozzarella mia! Mozzarella! Ah, fallata! Che ha fallata addosso? Io ho capretto sarecchio! Se ne è più dare il debutto, sarà dormito! Ma con la plata, ma chi male? Quindi se mi fanno sporcare, il signor che già lavato! Delinquenza! Questa è delinquenza, capito? Tu mamma facevi un morsico appena cambi sporca a me! E quando tu non ti mandi una zacca di là, e che te la rispondi? Ha già fatto bene una volta, tutti quanti dice pure in me fanno! Una volta tutti quanti la sapete che faccia la lavannare! Uè, io non voglio fare compassione a nessuno! Cambi e zoi! Io già cammina sempre che la fronte così, a terra! Sì, ma per camminare la fronte così! Saltate pure una bella panza buffata così! Bucchiera! Perché se la panza si ritira a tre, quello poi dopo non il contrappeso, capito? Mi senti di me! La capozzella fa così e dice... Non ti cago! A te non è! Vedi che li fanno e porta la partita, va! Subito, mamma. Insomma, fammi capire una cosa, tu stamattina non mi hai fatto niente. Niente, nessuno mi ha pagato. Nessuno ti ha pagato. Io questa gente che si fanno i tempo, tu non ne capisco. Ottenere per vizio. Mi hanno rimandato tutti quanti. Ma l'unico bucato che hai tempo a consegnare è che la signora spera bene per tornare a fine settimana. Ma tu non niente hai fatto, no? Cos'è? Gesù, per nascere povero, si sceglie tuo padre farigliano. Hai capito? Guardate. E poi ne prende sempre Gesù annanzi all'uocchio. Niente a scegliere un marito, faligliano, niente a scegliere. Già, sto pensando una cosa. Eh. Ma questo bucato della signora Sperandei è un bucato importante. Hai voglia, Cicci? Sì. Cicci, che sta preparando pure della figlia. Non so di perché. Coperta di pamacia, federe, non so. Cammise che costano lire e Dio.
Ma tu stai pensando? Sto pensando che Don Camillo è un pignatore che l'abbia anche risapi. E lì guarda, tu puoi fare il pure della signora, spera andare a me! Che fa? Che ne vai una settimana la prova? Ma chi? Che? Dell'altra volta tu mi hai fatto il bignello in zona la Marchese e mi hai fatto io coro per là! Ma guarda per là! Non ti preoccupare, guarda, non corriamo nessuno venire. Don Camillo è un amico. Che diciamo, ma abbia che recci dei soldi. Belzebù, bel pagore dello anche il recchio, non mi hai dato! Insomma, allora oggi non mangiamo. E non mangiamo, tanti non te che famo! E papà, che non come si dice, non basciamo pasta, E va! fa qua picco! E che mi fa? E quando tu manco niente hai fatto? Ugello, non cominciamo che i soldi ti faccio, capito? Ma che fosse per mancanza mia di volontà, io mi trovo in un momento provvisorio di miseria cronica. E sai perché? Per migliorare, capito? Perché mi metta sotto un mastro Raffaele e tu sai, per mettermi in proprio. Mastro Raffaele, te ne cacciamo! Mi sta dicendo così perché mi vuole fare la concorrenza sleale, capito? Lo farà Non te la cacciato per tutte le guai che le hai combinato, sì sì! guai. Guai! Io non vuoi, ci fa trinnare da uno. Guarda la scissa! Spirito. Guai. Quello fu un piccolo errore, ma non per colpa mia. Non mezzi che la maledetta mamma. Che io avevo voglia di andare a squadrare. Ma quello non tornava mai qua. Io a squadravo e quello non tornava mai qua. All'ultimo quando la tavola davanti ai 10 centimetri. Oh, io me ne ho tornato con compassi e tu. Cicci, che non ero con bassi che stu. Io di stile nostro che stu. Vedi a me, concetto a bel vedere. Uè, niente di meno da solo cognome è tutto un baraustiello di bellezza. Che fa? Se va a male da come spruoccolo come te. Cicci, io lo chiamano cognome non marito, ci va la sorta. E se come un cognome che la sorte, che c'è? Ciazzecchia, avevo un ciazzecchia. Perché? Per colpa di sto cognome curioso che tu tieni che la paura figlia la mia anche quando mi chiama a scuola, tutti quanti una su te. Ma avrei arrivato tutto quanto facendo, ai canai, sta arrivando a strumbolella. Fornisci per piacere, cagna musica. E mi dispiace, non so suonare e non so neanche cantare. Saccio fa sulla lavannara, sprunculella. Lavannara, È l'eredità, Cicci, è l'eredità. Lavannara no, lavannara mamma, è lavannaricchio. E allora tengo pure l'eredità, che c'è? Porte fammo nonno, porte fammo papà e porte fammo anch'io. Mamma mia, mamma, stai lavando tutti i pannucci. No, non è. A te non ci ho mandato a scuola, quei pannucci non li lavare. Amorettino. Mamma, ma che le povera mamma? Ma non mi ha fatto hai fatto tu, già la vedi, aspetta, ne dice a mamma. Ti ma già buscato 2 ore, fresca, mamma dai, sulla te, dai. Fermi tu, fermi tu. Tira mamma. Te ne hai buscato dove? No, zucca mamma. Aspetta, che le due le fanno male. Ah, che non saluto, ti ne No, tu no. Come no, Tu tu? no, tu no. Tu ma te, No, veramente, mamma, veramente, non tengo proprio fame, non tengo proprio genito, giuro. Non ci capite? Non tengo fame, papà. Tu non te lo fa. Mamma tu non dai c'è. Ma perché non mi hai spiegato come ha messo i segreti? no, mamma, tu fratello, tu che mi faccio la panni cavalli, dai già, Cicci, dici qualcosa pure tu. Sai, non ci vedi di Dai già. Tu lo sai, Angeli, prendi papà, non fa così, zucco duro soltanto. Tu vai dalla mazzo qui, La voyaggia, capiti, Poi metti qua, ara come zucco. Ma l'ha vista tutto. Sì, mangiare con di mala forza. E allora che bello! Ma che tengo, mamma? Nì. Ma ricordo che mi aveva ricordato una cosa. Ma non mi ricordo che mi aveva ricordato. Che ci magari, vedi? Hai capito? Che si ricorda che si aveva ricordato una cosa, ma non si ricorda quelle che si aveva ricordato. Cioè, praticamente, si sa ricorda quelle che si è scordata. Se non si scorda una volta, che le pigliaccioni. Allora, Cicci. Non sta buono, mi sa che te ne capo, Cicci. Non c'è, stai tranquillo, sacci che te ne. E allora diciamo che pure a me che Questa sei. è la stessa cosa che teneva la figlia lo guardia calcio. E che resta cosa? Oh Castilla, Coppa Argellubro e Curva. Pro recurpa, mamma. No, non lo può pro recurpa. Come
Come no, provo. Lavoro, c'è un vecchio servitore fedele. Ti hai innamorato lui e ci sei venuto! Non ti spaccato! Ma Ma che stai dicendo? Ti spacca capo! Che fa questo vecchio a mamma? non lo vado a fare questo qui. Santa Maglia tutta la mansione. Non è a mamma che si sono scemenza! Ma che fa? Mamma, lo facete parlare! Sta parlando in un figlio! Ma non sei di così, ma te! Io devo coppo cosa. E poi non è a mamma, tu tieni un bello studente a presa. Che è vero che non tiene né cielo e né terra camera. Ma almeno sape leggere, sape scrivere. Ti sape scrivere una lettera d'amore a mamma. L'avesse tenuti hanno innamorato che mi sapeva scrivere una lettera d'amore. Ecco da scriveva. Tu quanto sapevi lei? Ah, non lo so ricordato! Che sei ricordato? Quando fai così qualcosa non va bene. Papà, qualche giorno fa, no? Sì? Arriva una lettera, no? Ma lei, beh. Ma per caso si va ricordato, no? Ve l'è stata a buio. Ma tu la caparati. Ne è rimasto così, maga. Allora no. Ma la lettera non mara. No, allora l'ha già messa in credenza sicuro. Chi le può darsi che si un spratto padrone casa che non mara la No, lettera. non sta in credenza. Non c'è la presa. E pure cicci, non è a mamma. E gli zuccatelli che li do io a mamma. Fallo per me, zuccatelli. nuove notizie. Novità, ci parlate? Ha già parlato, ma ha fatto capire che sto padre a sentinelle non potrà siccadire. Ma noi passi a fuori e passando, ti mandano saluto. Allora, ecco,
di chi non si scorda dei miei pensi. Ma io te l'ho detto. E che diavolo, Angelì? La femmina, poi fatti che hanno sotto quando le ferro pure lo trovo, no? La vita non è mai tutta una croce. Eppure tu non stai avendo la prova. Ah, Maria, stamattina mi sarei pure in lavatrice. Mi sembra così felice per te, Angelì, che stamattina mi sento una poetrice. Con tutto si scandalo una già vita. Cosa? T'ha già fatto contento? Noi me l'ha già giocato, vedi? Bravo! Come sono contento! Tutte e due te le sue. Tutto il giorno, vai. Ma tu si pazzi, che le vanno ingrassare, Ma lì trovata lei. ma che ci trovate lì? Ma come niente, mi sta credendo? Ma va a via, vieni con me, vai. Ma per che ne sai giocare tutte e due ore, sai giocare? E che mamma ci sta mattina? Sanci no, ma tu perché mi stai facendo questa? Sanci no, tengo fame! Ti amo! Cortesemente, che si dice? E sti cioccolatini chi me l'hanno? Voglio bene! Ma guarda proprio, e si è fedele, no? Mamma, adesso sei tua. Ah, dai, mamma. Dai, mamma, e fammi a bere chi mi ha mannata. Vado subito. Maria, ma visto quanto passi non per nessuno? Eia, e forse non ha avuto l'agio e dai il canzo al giovanotto e amo. Permesso! Buongiorno, si può. Mamma mia, voi entrate così di scatto, tomo, cacchio. Guardate, io quando faccio le fattoni da sti quartiere popolare, lo sento sempre in come capusca. E così mi ha fatto ni male, noi teniamo comprensione. Non preoccupate, non mi parla. Grazie. Ah, ma approfitto pure che voi state qua, si spara che mi ha vinto. Devo partire paura, ce n'è, saranno mamma e papà. Qui, a Luca per me, mi hanno visto? No, saranno una papà tu. Vabbè, ecco qua. Favorito. E che menaggia fa? Mi faccio insalato? Eh sì, vi faccio tonturate e fritte. Sto che ricevuto un padrone casa. Ma che mi date a fare? Chi mio fratello non è stato pagato ancora. Chi lo può bene sta più come tale. Che le vede e mi pigli la cucchiare. Tornate a buttare in mano, non ce n'è via. Quando poi il cavaliere dice allucate, fate la voce grassa. E vabbè, allora venga rimani. Ma che venite a fare? Sì che manca rimani. Facete una cosa, vi andate alle feste, fino a Natale che viene. Ottimo. Ma qua veramente non si ragione più. Ma voi lo sapete che quando è qui presente Gennarino Pesce viene a riscuotere per il cavaliere Botta. Lo sapete chi si presenta al vostro spettacolo? Oh, pesci la botta! Sì, ma voi pazziate! Io sono un ambasciatore! Io sono comandato! E quando venga non mi dite aspettare! Ah, signore, sa gli fuochi dei cerelli E prendere questa all'esso, no, poi. Ma allora ha dato a forza rendere la macchina! Ma che stai? Oh, che stai vedendo? Sei fatto puzzolino! E devo dare un pesce asciutto, venite, mettete paura. Come sai Che veramente, quando è morta la buonanima di mia moglie! Ha giocato un po' con esauramente nervoso. Voi siete brava gente, io questo lo so, però a settimana passata, in da fascio, ma con cui ne proprio è brutto. Uè, ma sono mai auguri tutta la famiglia. E come si può fare? Io quindi una gatta per scippare tutta la faccia. E io poi che ci posso fare? Io sono mandato. E vabbè, dite a vostro fratello che vengo alla fine del mese. Uè, ma moglie e madre, come mamma e papà, forza! Aspettate un po', giornalista, stanno leggendo una lettera, un attimo. Ma io non ho già faccio tardi! Oggi Cillo! Ogni calvera concetta! Evviva! Mi hanno accosto bene! Io lo dico sempre, poveri ma lei! Sono io! E quando è morta quell'anima santa! Ma giornalista, come si lascia? Cauto, ma no! Sciascia, non può parlare di te,
E dopo, magna che aiuto mi posso dare. Ogni concetta! Ma chi è? Che momento! Ok? Che si muove fatta proprio. Ah, ma chi è? Siete tu? Non andavo a casa. Che stai qua passata? E che notizie, mamma? Che notizie che da Giannici? Ehi, e qui guarda la notte, papà non ce lo culo, ma ci dalla, ya. Che stai? Non c'era solamente sui foglietti. Guarda è bello. Ti ha scritto una poesia. E mi dispiace, io non so lei e non so chi. Sono analfabetica. Cicillo! Un momento! Ma sto vestendo! Ma sto facendo manicure! E un po' di culo che ha venduto! E ma che ne vuole che guarda di tutto zucchero? Sentite, per show! Ma voi non ci guardate questo momento, perché non è nato. Signora, ho detto pesce, gennarino pesce. Non ce ne sono mandato. Ecco qua, che vo! O pesce! Buona a tutti. Grazie. Che sei roba mia? Finalmente mi pagate, non ci. Mi paga. Anche che si è ricevuto un padrone del cavaliere Don Nicola Botta. Non c'è! Che settimana di botte! Facete una cosa, pigliate mi sparerà a Capodanno, sparerà. Io mi credevo che era una lettera di famiglie bisognosi che volevano essere beneficiate da me. Su qui. Ah, qui non ci sì. Ma per piacere, facetemi piacere. Senti, dici da giro lassù Nicola Cabotti, come si chiama? Ma chi è sto Nicola Cabotti? Il cavaliere Don Nicola Botta! Cos'è? Così è il cavaliere! Raggata! Nicola Botto, boom! Io non posso vedere, porta a casa, va! Ma perché? Cavaliere? Perché te ne soldi? Te ne no? E allora da domani in poi pure io mi voglio far chiamare cavaliere Cicillo Sprucco. E allora io sono la cavallara dello Spruccolo! Ci vengono tutto cosa. Ah, ieri è stata sabato, hanno fatto la sisala. Cos'è? Ci volessimo dire, cos'è? Qui, parlate! Sono muto come un pesce. Allora fa una cosa, dicele tu a sto pisciaiolo come sei, no? E come si sente? Si sente che niente di meno, dopo 20 anni, ritorna il fratello dall'America e si stabilisce qui, in casa nostra! E capite che lei, mamma, viene zio Tom, torna a Babbo Natale! No! Che ne dice la scarpa se la carta e il come niente forse? Vil! E quando dici 20.000? I 100.000 perché in America ci stanno carte di tutti i specie, stanno. Che bella cosa, che soddisfazione! A così finalmente pure mi riesco a indastare. Ma com'è? Tutti mi stanno visti e non mi ha mai mandato niente. Ma quando la cosa volete sapere, la mia moglie gli dispiace un po' di questa cosa. Sapete che noi siamo stati proprio appiccicato con mio fratello. Perché dovete capire che mio fratello Cesarino Spruccolo, quello è amante della signorilità. E non voleva un matrimonio tra un artista falegname come me con una semplice lavannare come ella. Guardate, Narciso, quello me lo diceva mia mamma, né a mamma. Ma tu sei una bel vedere, non è? Ma che devi fare con quel morto e fammi Cicilla? E invece io, stupida donzella, mi feci sedurre da te. Arrivo, dai, tutta la donna, e l'ultimo salto, si mette una roba per fare un viaggio a Prata, Catania, stai venendo a sette la sfrantumazione! Non c'è, tutta sempre da scazzetto lo prendo, no? Ma non ce lo vieni giù! No, non mi momento, no. Solamente che devo andare alla stazione. E quando ti muovo, vai! Ma per andare alla stazione ci vuole, cioè, devo prendere un tassino, una carrozza. Non lo sai, ho speso tutto per fare la spesa prima, no? Qui non ci siamo. Ma allora a me voi non mi stimate proprio. Oh, come no? Non ci siamo. 50.000 ma basta.
bastano. No, lasciate stare. E io permetto che un galantuomo come voi vada a bere fino alla stazione. Anche perché aspettate un momento. Allora, che ne? Oh, non ci lasciate se volete di più. Lavani, questi sono i miei risparmi, coccolazione del caffè. No, questo non lo devi dire, quello è mio fratello il signore che non mi fa cacciare manco un centesimo a me. Vabbè, se ci porta te, fai cacciare tutto cosa a frate, ti pare brutto, ogni tanto cacci pure tu. Grazie, a buon rendere, grazie. Poi mi posso sapere regolare, non è? Ma ti voglio solo che mi faccio da fumare quando mi sposo. Si capisce! Tagliata Migello, Maria. Don Cicillo, anzi, cavaliere Don Cicillo. Se volete... La accompagno io? Sì. Come sta? L'emozione, non è buona. Faccio prima che fare qualcosa. Ti voglio bene. Mamma mia, non milione di voglio con me fare. Perché non la sapete? 2 milioni. Ah, vabbè, la piazza murata perché ci hanno portato i soldi, andiamoci! Non ti preoccupare. Dammela il figlio, guarda là. C'è permesso? O non c'è permesso? I trase zit e tanti saluti a papà. Ma guarda Vittorio, Angeli, sconfitto mi aveva chiamato, sconfitto. La davo tuo papà, È duro come una roccia. Si capisce. A forza di vizi ti mangi tutte le ore. Come? Niente. Ma tu ci hai parlato un po' con papà? Ma certo, già ci parlato Angeli, ma c'è mi sa così, io sto sud e io muto. Io sto ciecato e Ma la l'invisibile. pazziata nasconde. Che non ha capa fresco tutti e due e vi. Ma quale pazzia? Magari! Quello mi sono rinchiuso in camera mia, mi faccio portare il mangiare in camera da un servo. Ma chi? Un vecchio servitore, penso, no? Ah no, è una giovane cameriera, perché? Ah. No, così. Gli fai capire. Ma faccio i film in capo. Ehi gli angeli, ma mo devi mettere a far geloso. Io qua già sono esasperato. Ma tu perché ti presentaste a me come un povero studente qualunque? Tutto tu mi hai ingannato, lo sai? Perché Angeli, perché? Per togliermi di dosso la puzza del denaro, della ricchezza, per non mi far guardare con antipatia e Angeli, ma tu pensi che io non lo so? La gente perdona l'imperdonabile, l'usura delle banche, la corruzione politica e persino il razzismo contro persone di colore e religione diversa. Ma non perdona mai un ragazzo ricco come me, che ha come unica colpa di essere figlio a suo padre. Angeli, io ho un problema grosso per la società. Grosso, imperdonabile. Io sono il cocco di mamma, il figlio di papà, il raccomandato, e posso impegnarmi a cacciare fuori tutte le mie virtù. Ma perdo tempo. Angeli, io sono etichettato in... Angeli, ma che fai? Tu piangi? Vitto! È successo ormai! Ancora! E che lei fa una figlia? Sto per diventare ricca anch'io! Mamma mia, Angeli, ma ti pare un momento pazziato? Vitto, io dico sul serio! Angelina, già saputo a me la notizia, auguri, che bella cosa. Vuoi aspetta, devi parlare un po' fuoco, aspetta. Ma che sta succedendo qua? Io vi vedo di una certa maniera. Vitto, ma vai alla stazione! Io devo pigliare mio zio che va all'America! Ah, zio Tom! E oggi mi al mare, Vitto! E siccome non ero figlio, io sono l'unica erede! Ah! E chi se non bene all'America? Chi se va in paradiso? Ma no, Angeli, non è per altro, Per me tu l'oro ce l'hai nei capelli e i brillanti negli occhi. Ma è per vincere la durezza di papà. Ma dici che viene mo questo dotito all'America? E allora facciamo a Parigi! Vai a pigliare papà e lo porto qua! A così bene! E tu pensi che ci vieni? Ma certo che c'è bene, Angeli! La parola milione a casa mia è magica. Apriti sesamo e sarà nel porto per la paradiso e bote nell'inferno e pure il re che papà. Angeli, io vado, corro! Vitto, che la raccomando, non fa pensare, sta d'accordo! Ma quale fessarino, no, Angeli? Io in questo momento sto andando per il cielo! Sono invulnerabile! Ah! Ma sono stupiato! Sei posso bene! E poi uscito io la maniera.
Scusate signora, io stavo volando per il cielo e oggi ho visto stella. Mamma, tu ma chi non vogliono delle luaga, che lei non morte di fame. Mamma pensavo, mamma sta buona. E tieni sempre la faccia così. Ma con me, manca i milioni ci fanno con te, mamma. Il legge tu contato vascio per vascio, i tuoi quartieri e tutto quanto. Bellezza! Una cugina mi ha già portato dei no, e se ci pensate che lui non ti rimane la capa. Guarda che mamma, guarda, ha portato pure rose di mezzo. Hai fatto a tempo, è arrivata! No, ancora no. Pure spumati da portare. Sì, ma che sono morto! E pigliamo la coppa saltano un cavaliere d'acqua, c'è morto! Ma che bella cosa. Però mi dovete credere. A me queste cose mi commuovono. Guarda che mamma, guarda come mi sbatto il cuore, guarda. Però mica credere, non è solo per nare, no. Qui l'ho già sempre voluto bene a chi non fa una tramita. Ci sta pure un'affezione, la capito? Donna Concetta, mi va già fatto una bella macchinetta di caffè, forte. E ma non c'era bisogno, ma da lei. Ma è per offesa, io ci ho pigliato pure sui pizzi buoni le porcellane, guardate quanto è bello, guarda che Bellissimo. la nonna. A Roma è Metti qua padano. ecco qua. Anima, da lei. Ma poi non ci perdiamo in chiacchiere! Dobbiamo organizzare i festeggiamenti! Facete con me, che so pratiche queste cose! Allora, i parenti qua a sinistra della porta, forza! Aiziamo già, facciamo che le ripetizioni. Ho detto i parenti! Sono la pesce! Mamma mia. Visto che siete così educati, questa volta ti darò un occhio. Invece poi io mi metto là, a destra della porta con queste due bottiglie in mano. E appena arriva, come si chiama il vostro amico? Cesarino. Appena arriva Cesarino faccio arriva da Cesarino! Poi spartite più! Oh mamma mia. Una a te. Una a te. Silenzio! Una a te. E un mazzo più grosso che gli do una concetta. No, è chi le esaurata. Ferme così come tante ancelle. Faremo proprio qualcuno quando vanno a crisi mi devo squadra. Ci vuole un po' di musica. Musica, maestro! La tua vita! Che non è giusto, c'è vicino la musica, c'è visto! Come curioso! No, sei venuto con colpa e sei, non ce ne arriviamo. Una bel fiore. Allora, adesso, ecco quanti fermi così, in prima linea. Forza. Allora, fate un passo avanti, ripo. Un passo dietro, un altro, ancora, riposo, alzate il braccio col fiume. Facciamo così. Non mi piace, ma guarda che stanno a fare un giuramento. Facciamo una cosa. Una luce. Ha calato mazzo. Una luce. Ha calato mazzo. Hai dato mazzo ai tanti fiumi. Ma guarda che sono di rumori di carrozze. Qualcuno da portare. Prendi con me. Senti avanti, la carrozza si è fermata. Sì, Che se ne va a ricevere? Che faceva paura le macchine qua! Vado per la sera. Oggi ti passo il po'. Cici che è stato, Cici parla. Non c'è. Cici parla. Non c'è. Cici parla. Kill. Eh.
Non è venuto! Ma tu che caspita stai facendo? Potrei arrivare! Potranno si maestro! Ci pezzi sordo! Ma dai, buona la mia! No, già, stava perché stai sempre stata una razza! Ma non è un momento, per piacere, non è un momento. Specialmente a Frato, tu hai nulla, già vai tutto a bere! A te tu squacca la padrona! E poi la vedi tutto quanto a testa cazzo! Perché facciamo la schiattata di gambe, facciamo! A Cicilla, a 50 lire che non si può venire. Ah, 50 lire. Aspetta. Sono giornali, ci mancano i soldi da sì, e un cappuccino, e un caffè, e un sì, e un giornale che mi ha accattato a San Marino. Che cazzino? Non Ciccio, che li soldi dei miei. Hai ragione. Sì, grazie assai Maria, grazie assai. Come faccio? Donna Concetta, io me ne manco, le figlie e tazzi, che faccio rischi, che le sono le porcellanze, vedi come potessimo rompere. Andiamo scendere! Non sai né pagare il nostro, muovete! Non Cicilla. Sì, non faccio tutti, ci sono guai che giorni. Pensate che solo alla morte non c'è rimedio? Io non volevo stare pulito, in questa miseria, e a tenere che la bella moglie era mia vicina, poi ti dite a donna Concetta. Da incassare. Quanta lega del giudice, donne sembrare, moglie e compagna fedele. Scomparsa di l'11 maggio del 31. Lo stemma la corona che fa tutto. Ah, sotto una croce fatta in lampadina. 3 mazzerosi con una lista di lutto, cannelle, cannella, tezza e lumina! Ma che stiamo a fare da non ce ne riesca! Io lo facevo per voi, per darvi un po' di conforto. Il conforto di un uomo solo, sconsolato. Non lascia tutto! Faccici, ma capire come posso fare con la cavaliere? Come faccio? Come si fa? Finalmente siamo rimaste padre, figlia e Spirito Santo! Mamma! Un disastro, mamma, che disastro! Ma ti metto pure tu, E ma come mamma? faccio, mamma? E ma come faccio? Ma perché non fa così? Perché ti ci metti pure tu? Che scuola, mamma! È una scuola! Lo squadro di Ciazzecco. Ci azzecco scuola. Ti avrei come ci azzecco. Ma che ti credi tu? Chi lo mocca stanno rendendo tutto quanto in quella nuova? Ma che si pensano? Che forse mo Concetta a Belvedere non può mangiare più? Uè! Angeli! A provare una capretta, pariggiana! E se qualcuno non tenesse che mangiare, modestamente si può pure accomodare! Perché Concetta a Belvedere va a sfamare tutto il quartiere! I s'ammazzacere! Ah! Ma sono saziato! Anche da te. Quando c'è dispiacere, ma ne fammi più assai. State zitti, ne parla più mo! Dammici zitto, non parliamo. E stammaci zitti! Vicino parla! Non c'è la Ma figlio, come mai sta qua? Salvatore, anziché re! Anzi, dai che la fammi esagerare! Ma voi l'avete mangiato già? No. E mi dispiace con questo caprino che ha mangiato. Non ti preoccupare, non corro nessuno per dire, no. Non c'hai da giudizio di una cosa. Dice stasera, dice! Ma ditemi face chignac. Che fa? Face chignac in da boatta, una femmina che stai casa accanto a me. In da boatta, ci vengono tutte e due! Stanno andando a stare. Mica io lo fare, mi dà una malattia appresso a io. Ma da vissero poi sciupata a te. Ma che dici? Lontani dagli occhi, lontani dal cuore. E tocca mangiane 3, mangiane pure 4. Mamma, me ne famo! Ma ci lascio da casa e sto venuto qua. Oh! Mi dispiace. Oh! Ma c'è tanto buono. Benissimo, stasera! Che bella pensare che fa! No! Che ce l'ha detto? Ma non mi che io sono solo. Ti tengono cognata e una sorella. Che lo disgraziato che sei per me sei
fa? Calattuto! Ma va a te. Non volevi i soldi in da sacca per fare per casa. E tu non te l'hai pigliato? Oh, oggi mi chiamato tutto. Lei morte fa. Mio cognato e mia sorella si offendono. Ci avessimo offeso proprio assai a Sassone! Ma avessi fatto un schifo se avessi pigliato i soldi. Sì, sì! Bravo! E ci faccio tornare in faccia. Faccio pigliato pure un guaglio. A te mettere un bello figlio, cucciare, a te mettere un bello figlio. Cucciare, Sassone! Mamma, mi tengo fuori. Io mi passava. Ma è che sto creatura, due parole la ritta quando è trasuto, dice solo tengo fame, ma sapessi qualche cosa, no? Oh, perché tu parli e dici tutte cose. Ah. E che mo ero già mangiati, capito? Un guaglione si muore in fa. E allora per questo dico che era sordo, mo l'hai buttato lontano lo padre, no? Sto creatura, va a fornire, che si chiude lo stomaco e si deve risciare un nil. Io? Anzi, che sme mam, che sme pa e che sme tutto. I basta che magna, non parli più! E dice una ciccina, basta che magna! Ma la gente già che non mi passava. E dice Salvatore, ma non passa avanti, arrivano un bello bicchiere di latte per scoprire. Mamma, a me il latte non mi piace! Mangiamo sarà! No, allora Rafili, devi sapere che il mio marito è amico del Vaccaro e quando il Vaccaro passa per casa tutti e due si fumano una bella pippa, hai capito? Ah, ci capito. Senti, ma io cosa ho venuto a fare villeggiatori? A già cucinare, che già fa? No. Ma vai, facci facenti fritturi. Ah, sì? Facciate grigliati. No. Faccio certi grossi, certi frittati. Allora, devi sapere che l'ho messo poco a dieta, Sì. la frittura lo fa Ma malassare. lo trovo mangiare. Ah, e dopo non faccio una frittura. Ma facevo a mezzo. Ma a caurare la benissimo. A caurare. Non è... No, tu già mi sa caurare un po' poco tu. non ancora. No, A Ma breve. non è più più. No. vengo fuori! La gente come basta. Ah, maronna, chi ne si mangia certi piatti di pasta così? E che sta buono coraso! Sta Ma buono! figurati che mi eri preoccupato! Pure! Volevo portarmi a me che se teniamo fermo sull'Italia! Oh mamma mia, ma che mangiamo una verma! E comunque piccio fuoco! No, Aspetta un momento! Fammi pensare poco, ci pensare poco! Ma che hai pensato? Ah, io so, qui mo, che io sapevo che volessimo fare! Cosa là tu? Io so, perché erano da fare così, perché se no me ne vate, No, non ti preoccupare, con sorelle sempre ci ho mangiato. Esatto. Lo sapevo, niente, cicci, niente da solo. Io mi voglio mangiare quelli che ti mangi tu. Io. Niente. No, dica, ma tu non puoi essere buono, giù. No, io sapevo, subito si mettere in cerimonia. E allora piccio fuoco. No, aspetta un momento, ma che vai così presto? Fammi pensare! Tu c'è, io mi voglio mangiare quelli che ti mangi tu. Proprio io sono tu quello che mangia! Allora piccio fuoco. No! Mamma, mi tengo fuoco. Sta circa basta, va, cazzo. Ma a proposito, ma non sta girando. Sta un po' pulito, ci fa male a capo, vanno poco, va! Cicci, ma vai a salutare. va. Sai che sorpresa ti faccio? Il naso piano piano. Vai. Guarda che la facciamo, ma mangio con ciuffa. Come si fa? Che tua sorella? Ma rindello tutta la verità, che buono. Ma che stai dicendo? Sto scuorno con sangue di faccio mettere, ma amore Dio! Può fare una cosa? Vai. Pigliate anche di la signora Speranzessa, fa una bella mappatella e mandacello a Don Capillo piglia tutto, va? È solo questa la soluzione, Bravo, Cicci, solo solo questa è questa! la soluzione. È permesso? Uè, Armanduccio nostro, che? Ma non c'è, ma che è successo? Non sacci come volete. È arrivata la sorella con i figli e si fermano a pranzare con lui, che si succede? Ah, si inguattavano, bravi! Ma che rene? E che adesso? Mi sono appiccicato con papà, nata poco. Capite? No, io faccio un po' che amore con questa voglione che mette a voi. Maria Ferrara, la conoscete? Come? E siccome mi sono un po', mi hanno cacciato da casa senza manco un usato un buono. Senza manco un usato un buono, uno per me. Senza manco un usato un buono. Io ho già capito, Cicci! Ma io non mi sono avverito. No. Come si dice? A carcere e malattia si vedono l'amica.
E allora mangiano 5, mangiano pure 6 e sono venuti qua. Sì, non è bello? Ma tu non fai la mentale di mangiare pure tu! Cos'è? Oh, è che tavolare! Aspetta. Ma io meglio ancora ve la chiarisco. No, non dammi ancora bene! Sul fatto che sono venuto qua per fare il dispetto a mio padre, su questa non ci chiedo. Però mi sto un po' cammussato pure con la guagliona, avete capito? Ah, ma non volesse sapere a te, no? Ma tu perché non appicci sempre con tutto quanto? La capa non è buona, la capa non è buona! Che cagno! Avete capito? Ecco, però ma non volesse la soddisfazione di poveri che sono venuto il capo di avete capito? Ragione, fa brutti, preso. Ma ne va! Quello che vi voglio pregare è che se la vogliamo tra Saccadina, allora me ne vago, avete E capito? quello sta sempre qua, a te! La migliore amica di mia figlia Angelina, trasi esci. Oh, ma che avete capito? Io me ne vado fintamente, faccio vedere che me ne voglio dire che non voglio stare. E allora, voi che facete? Dici, ma arrivederci al manduno. No, è qua avete sbagliato, qua sta l'ingegno vostro, la vostra astuzia. Voi mi dovete pregare, dovete insistere, avete capito? Ma chi se ne ha pregato? E allora lo pregavo. Oh, prego. Ma raccomando, Sì. voi mi avete una fa brutta figura a me? No, tu non ti preoccupare. Io mi metti qua. Fuggire male, va! E te metti qua. Ma va dita! No, ma per farti restare. Ecco, ma raccomando, ma la prega assai, Uè, io ti pregherò in ginocchio, assai. Brava. Dica a Roma. Uè, donna Concetto, stessa casa nella casa. No. Ok, che sta? Che lo sapete che ha fatto? Se ne è asciutto. Ma lasciate parlare, ma poi fuoco ha fatto bruciare tutte le cose, ma non può E me la visitate qua dopo. Ah, per forza, che lei non è diventata per una logici, ma capisci? Ma vi metti per a me, mannaggia. Ma chi la fa? Che banana abbazzata. Ci mangiavo io cane, ci mangiavo. Locale. Non Concetto, solo voi mi potete aiutare. Ah. Voi avete fatto il lungo prezzo sane. No. Che badanello attorno, no? Non mi trovate manco a mettere un pavetto con fuoco, chi l'ha visto? Se ne è fiuto, vabbè! Che ci posso fare, sora mia? Che ci posso fare? Io ci ho anche invitato. Si mangia sera, sì. Ah, che bella cosa! Come si dice? A Roma ce ne sei? Mangiate pure sei. E là, come? Oh, non mi sento! Oh, ma tu stai a scena? Accettate. Ah! È buono, facete venire. Ma tu stai dicendo perché? Quando sei vicino a fare faccia pace. Sì, Anna Concello, dicite che no! Prego signora, si accomodi, fate come se fosse casa vostra! Non vi preoccupate, sedetevi! Che non mi mascia la cona! Venite, che non si più male marina! Non ce la fa una cosa. Andiamo a padre. Dice pure la musica, chi si sono? No. Ma no. Scusate, devo andare a fare una consegna, Prego! Ma tant'è? Ma tu hai visto? E come, l'ha già vista. Oh Cicci! Gli me ne vaga! State buona, No, non mi pregavo. Ma già scusato. No, Armando! Ma dove vai? Tu devi pranzare con me, caro. Ah, ma allora mi sa a posto tutte cose, chi l'è venuto? Oggi ci mi raccomando, No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. oh Cicci! Allora me ne vaga! No, Armando, tu devi restare a pranzo con me. No, Cicci, lo dico sul serio! Non ti resterò un minuto di più in questa casa! Ma tu stai facendo seriamente? Prego! Armanduccio, salta Armando! Ma come ti devo pregare più per farti restare? Va bene. Se insistete così tanto non posso fare altro che accettare. Cos'è? Mettici pure la ruota! Abbondanti uno! Amici, arrivato da Baccare e torna. Apparecchiata. Perché la fame è grossa. Cos'è? Mettici pure il mutante! La fame è grossa! Che cosa? Sta venendo un cavaliere con Nicolò porta col figlio. Madonna mia, non ha mangiato un porco! Un cavaliere non ha mangiato un culo. Ah no! Oh, che sia buona notizia! Mamma mia, come vedo guardare? Perché? Chi no? Lo portava scatti. Sì. Sapesse carattere e pregaccia a tutto qua. Forse quella bella ma non lo guarda!
Il cavaliere Don Nicola Botta e signorino Botta, accomodate. Vedete padre? Che vi dicevo? Si è riunita tanta gente per aspettare a questo zio favoloso. Vedo, cavaliere, che piacere. Per me è un onore avermi qua a casa mia come una botta. Che voglio dire tutti con botta. Avete visto quanta gente? Questi sono tutti invitati a pranzo da me. Bravo, bravo, fate i banchetti, E allora resteremo a banchettare anche noi. Cos'è? E pure il ferro, e pure il uscito. Ma sta mappato! Ah, qui, su eccellenza! Ma non ci faccio usare, che so? Notizia bomba dell'ultimo minuto. Da un Camillo impegnatore. Una paralisi cora, PAM! Un botto in Ma scusate, è un parente, chi era questo? È un amico caro. Amico? E quando è bella, Gigi! Come vai? Senza non Camillo! Non c'è! Ma già non c'è! A pizzana! Ma non funziona, no! No, voglio dire, a pizza in lucio e la badaria in onore del cavaliere che ci è venuto a trovare. Ma che resta, Muino? A Muino, guarda Muino. Gigi, sentite una cosa. Questo. Che dopo che mi hanno fermato con certi signori, due, uno più ben vestiti in arte. E beh, Sapete, stornato Cicillo Scoccolo, ti ho guardato bene, ma qui non Ma che si fa la faccia tutto quanto a domenica? Ma fammi vedere. Ma lo sto. Cucce! È arrivato Cesarini, è arrivato Cesarini! Quanta gente che ti sta aspettando! e io l'ho arrivato domani. Grazie. Non c'è tanto. Cagato lì! Sempre bene, cazzo voluto! Sempre bene! Chi lavora! Attenti, sono con te! Che stavo io è tuo figlio? Sì. E come va che te la faccio intelligente? Sei un po' niente spassuto, frate mio! Andiamo. Figli e valigia. Oh, a disposizione! No. Questa valigia non vado a toccare nessuno. No, sono personalissimo. Niente. Stanno collarai! E adesso se permettete lo volevo presentare poco al Mr. Rossi, la segretaria mia. Con poco tempo sta pure essa con noi. È l'ultima tua che sta. State zitto, posto qua! State zitto! Poi adesso fate una ricchia. Ma come? Io dopo 20 anni vengo a Napoli, vengo o porto e tu non mi vieni a pigliare. Mannaggia morta fama, non sapevo! Cesare mi ha scusato! Io pensavo alla causa come va alla stazione! Andiamo a porta! Io vengo alla stazione! E poi no. Cavolo, ma io sono messo Rossi sotto il braccio. La valigessa, la valigia, è bello che davvero un morto e stanchezza si mandano da te. No, un momento, ci sei siete una volta. Ma tu sei venuto all'aeroporto, porta a stazione, appena fino al capo. E non ci capito, il nuovo tipo video da sì! Sì, mo. Come prendere così? Senza conoscere nessuno, senza idolare. Aspetta! No, io dico benissimo, ma voi mi avete detto, non ho capito bene. Chiaro, appena siamo scesi, Sì? voi volete pignorare i miei oggetti, cioè per fare qualcosa
magari. Ho detto no, meglio camminare a piedi per ignorare. Fa bella sicurezza. Aspetta! Ma perché tu non l'hai portato? Come? Ha già portato la fallo mai vista, che c'è? Mister Rosi, ma che scherzina! Dopo che abbiamo camminato tanto a piedi. Se appunto sono Ma tu non l'hai portato, veramente? Sì, per portare di sigaretta americana, quanto è bello, quanto è bello! Te la già io la sigaretta? la sigaretta! Sì. Beh, il beautiful! Sono 3 giorni che non fumo! Sai, poi l'aereo, treno, la nave! Ti capite 3 giorni che non fumo? I cerini! Perché manca i cerini, devi portare? Per forza, senza conoscere nessuno, senza idolati. Sei donato! Aspetta! Naturalmente tu mi permetti che faccio da poco padrone a casa tua, no? E allora voglio che tutta questa brava gente che ci ha aspettato resta a mangiare tutto quello con noi, va bene? Anzi, sai che può fare? Ci porta una bella trattoria! E a questo punto credo di aver capito la situazione. Qua siamo di troppo, diamo fastidio. Inoltre si è fatto tardi, devo andare a casa a prepararmi i vestiti. Ho un appuntamento dal signore. Ma chi è? Oh padronica, il cavaliere Don Nicolò. Dai papà, per piacere, per una volta, mostrati comprensivo, mostrati generoso. Generose? Lo sarò. Brava gente, ho sentito parlare di pranzo, di trattoria. Ho sentito bene. E dopo tanto parlare pensi che l'appetito? Ah, fame, sia tattica. E allora permettete che sia a rendere omaggio a questo immigrante? Don Gennarino! Don Gennarino, accompagnate a Don Cose, a Don Cicillo e a tutti i suoi amici, alla trattoria che vorrà. Don Gennarino, fateli mangiare abbondantemente e mettete sul mio conto. Non è forse questa generosità? Andate, Don Gennarino, fate come vi ho detto. No, scusatemi un attimo. Non ho capito, voi offrite ma non assettate a tavola con lui. Ma credo di averlo già detto, buon uomo. Non ho tempo, non posso. Sono nato a botto, cavaliere, no? Credo di aver capito la situazione. Ora facete a musicali e non me ne incaricate. Per il pranzo ci pensa mio fratello, va bene? Poi quando tenete un po' di tempo, vi lavate, vi vestite, vi profumate e ci venite ad onorare. Noi vi aspettiamo tutto quanto, giacca, cravatta e copernaccio in capo. Va bene? Iate, cavaliere, iate, non partiamo tempo. Vi aspettiamo ancora una giacca. I genitori vi danno appuntamento alla riapertura del secondo anno. Il sipario si riaprirà tra 10 minuti.